Arrivano insulti e minacce al sindaco di Lampedusa Salvatore Martello, lettere che gli darebbero anche del criminale e socio della mafia. Dalle contestazioni, Martello viene accusato di avere aperto le porte ai migranti, soprattutto dopo il caso della nave ONG Mare Jonio sbarcata a Lampedusa con a bordo 49 migranti, tra cui 15 minori. I porti di Lampedusa sono aperti, avrebbe detto in quell'occasione il sindaco. Ma è la verità, preciserebbe Martello, non mi risulta che ci sia un'ordinanza che prevede la chiusura dei porti in Italia e neppure a Lampedusa. E lo dimostra il fatto che negli ultimi giorni ci sono stati 2 sbarchi con decine di persone, tra cui bambini e donne, arrivate al porto direttamente sui barchini, anche se nessuno ne parla e non si fanno tweet. Riguardo agli insulti e minacce, il sindaco ha detto alla DN Kronos: mi scrivono sia privatamente su Messenger di Facebook oppure mi inviano delle lettere, ne ricevo a decine. Molte missive recitano la stessa cosa, portali a casa tua. Martello spiega che arrivano da tutta Italia. Io li vorrei incontrare di persona, dice ancora il sindaco di Lampedusa. Mi piacerebbe vedere da vicino questi vigliacchi che si nascondono dietro l'anonimato. Abbiano il coraggio di farsi vedere, ma non lo fanno. Un anonimo avrebbe anche scritto: brutto asino, invece di pensare agli immigrati dove hai degli interessi economici, cerca di pensare alla tua isola. Ed un altro: Lampedusa è oramai provincia di Addis Abeba? Martello non avrebbe sporto ancora nessuna querela. Queste cose vengono alimentate da una cattiva informazione, ha detto, che viene fatta anche da qualche esponente del governo. Da fonti vicine alla Viminale, a Lampedusa, dall'inizio dell'anno a ieri sarebbero sbarcati 251 migranti, 11 gli arrivi, mentre nello stesso periodo dello scorso anno erano stati 487 con 13 arrivi.